È stata la più votata della provincia di Gorizia con quasi 2000 preferenze, la provincia che ha avuto il maggior numero di successo del centro-sinistra in proporzione agli abitanti è risultata la candidata più votata in oltre il 50% dei comuni isontini e tutto questo potrebbe portarla ad ambire ad un incarico di assessore nella giunta Serracchiani. Sara Vito di Fogliano Re di Puglia, l'attuale assessore allo sport provinciale di Gorizia, ieri ha partecipato alla sua ultima giunta. Abbiamo la sala giunta della provincia di Gorizia vuota e Sara Vito ha fatto la sua ultima, penso, giunta provinciale, la più votata dei consiglieri regionali di tutti i partiti della provincia di Gorizia. E com'è stata questa campagna elettorale? Oggi intanto chiudo un percorso in provincia che è stato importantissimo, un'esperienza bellissima che veramente mi ha formato anche come persona, non solo come amministratore. Oggi è l'ultima giunta perché chiaramente darò le dimissioni da assessore, non è pensabile cumulare due incarichi così importanti, cerchiamo di fare bene il nuovo incarico che i cittadini mi hanno così affidato di ricoprire. La campagna elettorale è stata un'avventura unica e anche molto molto bella, che mi ha permesso di stare veramente a contatto con la gente, con i miei concittadini, un'occasione di vedere ancora di più quante sono le qualità e le potenzialità di questo territorio. Qualche argomento particolare che Sara Vito vede di cui ha bisogno la provincia, che ne so, la sanità, il commercio? Gli argomenti importanti sono tanti, riguardano la nostra provincia ma in realtà anche tutta la regione. L'argomento relativo alla sanità sicuramente è fondamentale, anche perché noi come Isontino questa riforma Tondo l'abbiamo vissuta e subita con molta preoccupazione e da lì bisogna sicuramente ripartire. Un'ultima domanda, voci di corridoio dicono che ci potrebbe essere qualcosa di più di qualche incarico come consigliere regionale. Cosa si dice? Si dicono tante cose, io quello che vorrei dire è che il dato, penso innanzitutto politico più importante, è che Deborah Serracchiani ha detto due cose: innanzitutto che la provincia di Gorizia avrà un assessore e poi il discorso del rinnovamento, il fatto che anche Deborah abbia detto che ci devono essere delle donne in giunta è una cosa che a me fa molto molto piacere. Vedremo cosa succederà, mi godo il risultato e ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto la mia candidatura, mi hanno dato fiducia. Se verrà qualcosa in più ne riparleremo. Ecco. La giornata del 25